Il 50% del TFR in busta paga e non più trattenuto in azienda. Una rivoluzione non da poco che ha però scatenato un ciclone di polemiche. A rischio le aziende che già in crisi potrebbero trovarsi in seria difficoltà. La CGIA di Mestre punta il dito su un provvedimento che rischia di far pagare più tasse alla piccola e media impresa e mettere a rischio la loro tenuta finanziaria. Il grido d'allarme arriva anche da parte degli imprenditori. Io credo, se lei mi fa la domanda molto secca, cioè se abbia senso questo tipo di proposta, lo dico come economista, secondo me no. Per cui attenzione a togliere, a drenare risorse dall'impresa pensando e giustamente dandoli al lavoratore, pensando che il lavoratore li consumi, perché non sono più i tempi di vacche grasse o di scialacquare. Insomma, questo provvedimento non farebbe di certo girare l'economia, dicono senza mezzi termini gli imprenditori. Ormai la gente cerca solo di mettere via tutti i risparmi che può. Il pagamento del TFR mensilmente determinerà sicuramente una necessità di liquidità ulteriore da parte delle piccole e medie imprese, quindi è un eventuale intervento legislativo da valutare con grande attenzione per le ripercussioni che ci potrebbero essere. Questa ipotesi è un modo per scaricare sui lavoratori e aziende la soluzione di un problema, torna il presidente di Confcommercio del Veneto Massimo Zanon. L'anticipo percentuale del TFR ridurrebbe la già forte carenza di liquidità delle piccole e medie imprese, con conseguenti difficoltà a conservare gli attuali livelli occupazionali. I cittadini sulla questione invece sono divisi. Preferirei piuttosto avere i soldi della pensione subito, però per il TFR forse fa comodo dopo averli tutti alla fine. Potrebbe anche essere una soluzione giusta, perché in effetti trovarsi qualcosa di più a fine mese, con i tempi che corrono, potrebbe essere una soluzione giusta. Secondo me no. Secondo me non è giusto, perché comunque rischi che la gente se lo freghi subito, nel senso se lo spenda subito